Roscoe, 'cause another name I'd hate. In the middle of all that trouble again, I only stop and smile at all the pretty ladies, and they all like to stop and smile right back at me. But you can bet your bottom dollar I will end up in a mess, fighting with someone who bothered me. Round, round, running round. Round, round, running round. Round, round, running round. Round, round, running round. Sitting in a burger bar, just keeping to myself. Eating quarter pounders is my game. You can call me Doug, but don't annoy me all you be. In the middle of all that trouble again, when just about to eat my 19 quarter pounder, this crazy guy on roller skates kicked up a fuss. He started fooling with his voice, and we all ended in a mess, fighting with someone who bothered us. Round, round, running round. Round, round, running round. Round, round, running round. Round, round, running round. Heading down the long, long road beneath the pouring rain, hoping that the sun comes out to shine. Just look out for Doug and Roscoe driving you insane. In the middle of all that trouble again, we only stop and smile at all the pretty ladies, and they all like to stop and smile and make a fuss. But you can bet your bottom dollar we will end up in a mess, fighting with someone who bothered us. Round, round, running round. 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 I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Whoa, tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. Whoa, tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll
I can't believe I see 100 yellow ribbons around the old tree. I'm coming home. Sta per terminare un'altra bellissima avventura con i nostri soci che ormai sono proprio diventati degli amici. Siamo partiti da Vienna, abbiamo incontrato una guida a Vienna eccezionale, veramente una persona con una grande cultura, con un grande carisma, una persona che ci ha fatto amare Vienna e che continuava, non smetteva mai, proprio una persona che aveva nel cuore questa città e ce l'ha trasmessa, ce l'ha fatta condividere e l'abbiamo amata tantissimo. Quindi il primo giorno ci ha portato un pochino a piedi a percorrere il centro storico che tra l'altro effettuando questo tour in questo periodo contornato dai mercatini di Natale, quindi le luci natalizie, un ambiente favoloso, Vienna è bellissima veramente. Io è la prima volta che così la visitavo perché non la conoscevo, diciamo, e l'ho trovata affascinante, l'ho trovata ricca, l'ho trovata fantastica Vienna e mi è piaciuto tantissimo. Il centro storico di Vienna con le luci, come ho detto prima, era qualcosa di straordinario,
delle luci bellissime, queste grandi palle di Natale rosse che si accendevano, cioè tu restavi lì a guardarli proprio sognanti, c'è un'atmosfera dolcissima, un'atmosfera natalizia che ti rallegra il cuore, che ti fa osservare la città sotto un altro punto di vista, qualcosa di sì, ti fa sognare ad occhi aperti. E poi quanta gente, quante persone, ti sembrava quasi di vivere in un'altra epoca, in un altro, non so come spiegare la sensazione, perché vedere tanta gente insieme in questi mercatini con le carrozze, perché ogni tanto sentivi diciamo il tentennare, arrivano le carrozze, ma uno dietro l'altro, sti cavalli che non si fermavano mai perché abituati alla gente, alla confusione, tutte queste carrozze, bellissimo, veramente qualcosa di unico. In 3/4 time, wishes you and yours the same thing too. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say, Merry Christmas, may your New Year dreams come true. And this song of mine in 3/4 time wishes you and yours, everyone, Merry Christmas, Merry Christmas, may your every New Year dream come true. Merry Christmas. Shadows lace the moonlight with black. Oh, things are silver lining, sparkling tins of twinkle, shining with wavy, wispy willow wings that breathe a song of Christmas time dreams. Things that glow and glisten, eyes of children when they listen, then burst. Things that touch the whisper wish you're watching someone else succeed first. Oh, days are dingle dangle with a million parts on tango too, and sand stars that spangle and those Christmas bells that clangle our dreams. Oh, I'm dreaming of Christmas. To you a Merry Christmas. I'm dreaming of a Merry Christmas. To you, very Merry Christmas. Galloping and gliding, Santa Claus is there riding in, bringing joyful tidings to the dreamers who are lying below. Oh,
Vienna siamo andati a mangiare sulla torre del Donautown, quindi una vista eccezionale sulla città, qualcosa di unico, perché vero, questa torre gira mentre ceni, gira e ti dà la possibilità di vedere tutta Vienna dall'alto, cioè tu sei seduto comodamente a tavola e pian pianino vedi tutta Vienna. È qualche cosa di magico che è bello da vedere, vi consiglio vivamente di andare a visitarla. Il secondo giorno siamo andati a visitare Schönbrunn, la reggia, è meravigliosa, abbiamo fatto il Grand Tour, cioè il tour completo del Palazzo Reale e quindi l'abbiamo visitato stanza per stanza, così abbiamo potuto vedere lo sfarzo, l'eleganza, la bellezza, tutto quello che riguarda questo affascinante castello che è veramente meraviglioso, bellissimo. Dopodiché il pomeriggio ci siamo soffermati, ognuno di noi ha avuto un pochino di tempo anche appunto per girare i fantastici mercatini di Natale che ci sono a Vienna. È una bellissima città che porterò nel mio cuore perché veramente mi è piaciuta tantissimo e spero nella vita di poterci ritornare. Anche perché potete immaginare Vienna in 2 giorni non puoi vederla tutta, è talmente ricca, talmente importante che vale la pena ritornare.
c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché? Come mai? Ma perché? In gelateria non ci entro mai. Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
andati a Salisburgo. Anche lì siamo fortunati, nelle guide troviamo delle persone veramente squisite. Questa guida di Salisburgo, una ragazza carinissima, molto gentile, anche lei che aveva voglia di andare avanti, di spiegarti, di trasmettersi quell'amore che c'è verso la loro città. Anche Salisburgo in questo periodo è una fiaba, vero? Bellissima, bellissima, qualcosa che ti prende nel cuore, che veramente ti dispiace poi doverla lasciare, dover andare via. E 1, 2, 3, 4.
but I'd heard the voice of the prisoner saying he couldn't get enough of her. You go by land, you go by air, you go by sea, hell, I don't care. You can go anywhere you choose, wearing out the soles of your traveling shoes. And the road is just a road, and the feeling's just a feeling, no matter where you go. From Bangor Lane to Bakersfield, a road is just a road that the one you love is leaving on. At midnight's another dawn, 100 miles ago. Yeah. And every sleepless night I see him screaming by the scenery, not noticing another mile that's rolled down between him and me. 'Cause the road is just a road, and the feeling's just a feeling, no matter where you go. From Saskatoon to San Antonio, the road is just a road that the one you love is leaving on. At midnight's another dawn, 100 miles ago. Yes, the road is just a road, and the feeling's just a feeling, no matter where you go. From San Bernardino to Sault Ste. Marie, the road is just a road that the one you love is leaving on. At midnight's another dawn, 100 miles ago. The water is wide, I can cross over, and neither have I wings to fly. Build me a boat that can carry two, and both shall row, my love and I. There is a ship, and she sails the sea. She's loaded deep, as deep can be, but not so deep as the love I'm in. I know not how I sink or swim.
ciliegina sulla torta questa mattina, ci siamo recati, abbiamo preso il nostro battello a Prien e siamo andati a vedere quel famosissimo castello di Ludwig, il re di Baviera, il castello di Erich Imsen, che veramente ci ha lasciati tutti a bocca aperta, perché noi girando con la nostra associazione abbiamo visto delle cose fantastiche. È la prima volta che aiuto mia mamma veramente a organizzare una gita e devo ammettere che è molto difficile riuscire comunque a trovare dei posti che siano belli, dei posti che siano comodi, dei posti anche dove si mangia bene. Non è facile accontentare tutti, però abbiamo cercato di fare il possibile e credo comunque che ci siamo riuscite, perché bene o male ci siamo trovate bene in tutti i posti dove siamo stati. Sono innanzitutto contento di essere andato a Vienna perché è una città che desideravo moltissimo visitare. È una città che merita sicuramente di ritornarci, una città che non merita sicuramente solo 2 giorni, ma un tempo maggiore per vedere tutto quello che in pochi giorni è riuscita questa nostra guida a raccontarci di Vienna. È una organizzazione perfetta, un divertimento unico, una coesione tra di noi stupenda, fantastica. Ridiamo, scherziamo, ci divertiamo e nello stesso tempo andiamo a visitare dei posti meravigliosi. Voglio dire solo 2 parole, sono molto felice di partecipare in questo gruppo e ringrazio la Giusse che l'ho conosciuto, che è proprio una vera regina. Cioè lei diciamo è, come si può dire, il fiore, poi tutta l'organizzazione, però oltre al divertimento, oltre le cose bellissime che abbiamo visto e gustate tutte, ho trovato in questo gruppo un sentimento, tanta umanità, tanta accoglienza e voglio proprio dire e sottolineare che io ho trovato una famiglia, grazie di tutto. Un ringraziamento particolare alla Giusy e alla Daniela e al Flavio, a tutti quanti per l'ottima organizzazione. Siamo stati soddisfatti, sono ritornato ai tempi dei miei antenati, Giacobeppe e via discorrendo, ho vissuto momenti meravigliosi. È stata veramente una gita riuscita e sono contenta di aver partecipato. Spero di farne ancora tanti con la Giusy e tutto il gruppo, che è una bella famiglia. La prima volta che veniamo a fare un viaggio con questo gruppo, ci siamo trovati bene, in altre occasioni speriamo di ripresentarci e trovarci bene un'altra volta. Ci sorprende sempre di più la nostra cunetta. La Giusy è sempre più brava, ringrazio tutti. Io sono stata contentissima di tutto. La Giusy è numero 1. Veramente sa organizzare tutto e ci ha viziato con davvero dolciumi, succhi di frutta e ancora so che non abbiamo finito perché dobbiamo finire con panettone e champagne. Il gruppo è stupendo, è meraviglioso, mi sto trovando benissimo con voi, spero di poter partecipare ad altre gite. Vienna ancora una volta con la sua storia e col suo fascino ci ha incantato, specialmente nel periodo natalizio che si trasforma. Stupenda, una Vienna vestita a festa, meraviglioso il panorama che abbiamo osservato sulla torre, è qualcosa che non si può dimenticare. È stato meraviglioso, proprio una cosa inaspettata. È stato perfetto, un bel viaggio, mi sono divertito. Spero di farne altri con voi. Viaggio fantastico, Vienna is very nice. Ho trovato un'ottima compagnia, abbiamo visitato posti davvero stupendi. Devo dire che questo viaggio è stato perfetto, è andato tutto benissimo. Una bella gita, una bella compagnia. Abbiamo visto dei posti magnifici, un pezzo di storia l'abbiamo ripassata. Alla prossima. Grazie a te per
per rendermi partecipe di queste gite speciali. Vienna e Salisburgo non ci siamo mai stati, io e la mia consorte. Ad ogni modo sono località da dover visitare perché sono veramente stupende. E voglio ringraziare ancora Giuse, Jessica qua dietro e tutte le persone che hanno contribuito a rendere questa vacanza veramente bella. Vienna l'ho vista in un altro periodo, primaverile, però devo dire che nel periodo natalizio ha qualcosa di magico. Mi ricordo, ho avuto dei ricordi in questi giorni, i ricordi di Luca, perché ci sono stata qualche anno fa con Luca, purtroppo non c'è più. E volevo appunto ringraziare Giusy e tutti i partecipanti di questa gita, che sono tutti amici che ci stanno aiutando per sostenere questo nostro progetto, che appunto è la ricerca sul sarcoma di Ewing. Io e Flavio è il presidente, vorremmo appunto ringraziare tutti, Giusy in modo particolare, Jessica e la sua famiglia, perché sono delle persone squisite. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare una persona che non appare mai nel video, ma sappiamo tutti che è una persona fantastica, che ci aiuta, ci fa divertire, anche se è dietro le quinte, ed è il Giovanni. Dai un applauso al Giovanni! Forza! Che oltre a fare le riprese che tutti vediamo, fa il caffè, ci canta le canzoni, ci tratta bene. Giovanni non lo troviamo in nessuna gita. Volevamo anche ringraziare Renato, che comunque ci assiste in tutto e per tutto, anche sull'autobus, fa parte del gruppo animazione, con lui i viaggi sono sempre più corti. Certo. Bravo Renato! Bravo!